E questa qui è fresca della Giordano. Oh, stamattina il segretario comunale col che mangia tartasami una volta con una tassa di famiglia, a ma mandami torna a me. Caro Domalino, la cominciò. Per fortuna che ci sono arrivato io a mettere le cose a poste, altrimenti questo paese andacesse a rabelle. E va bene, e dico, cosa c'entro me? C'entrate. Dunque voi abitate in via Giovanni Virle numero 6, vero? Proprio parai. Ecco Andese. Qui negli atti comunali risulta che lo permesso di costruzione vi è stato dato per villa dei 3 piani fuori terra con terrazzo. Ma che guarda che qui è una sboglio, ma mi via Giovanni Virle hai una ciabotta con stale e fnera che malasami bunanima me poli e su mai sognami fei una villa in suo posto. Acca risulta così ed io vi invito formalmente di mettervi a poste. Ma che dica, cosa dovrei farmi per mettermi a poste, Semplicissimo, demolire la casa e costruire la villa. Cosa? Demolire la casa e costruire la villa? Ma e i soldi dove che ce li vado a prendere, E chiaro, questo non mi interessa. Fate un debito, arrangiatevi, ma fate la villa, altrimenti vi schiaffo l'articolo 11 sui permessi di costruzione. Multa per costruzione non conforme allo permesse, lire 16.000. Aumento contingenza sulla multa, lire 10.000. Solidarietà nazionale, lire 8.000. Imposta entrata, lire 1.100. Ma cosa? Ma per pacchetto qui mi dovrei vendere a co? Sì, Andise, ma non potete, perché voi siete morte. Cosa mi sono morto? Ma che non mi faccia ridere là. Io non pretendo di far ridere i morti. Guardate a caso i registri di Stato civile, voi risultate morto sull'Ortigara il 15 giugno 1916 come da comunicazione del vostro reggimento. Ma non vede che sono qui presente? Ecco a prova! A chi si gridava presente fino a pochi anni fa? Ai morti! Ma solo questo che sono le sue scartoffie che sono sbagliate. Alla vescia mai pedello sbagliate. Oh San Gennaro, perdonatele! Quello che voi chiamate scartoffie sono quelle che reggono lo mondo. Mettetevi a posto, ma al mio paese un tale che si era sposato una volta sola, appena seppe che il municipio risultava bigamo, per mettersi a posto si è sposato un'altra moglie. Adesso è in prigione, ma come cittadino c'ha la coscienza tranquilla. Basta là, di modo che se conti qualcosa che dovrei farmi, ecco, per mettervi a poste, voi dovete demolire la casa, costruire la villa, prendere una seconda moglie e recarvi subito allo cimitero per farvi seppellire, perché voi siete morte sull'Ortigara il 15 giugno 1916. Tu ma mettetevi a poste, capì? E mi son bene a posto. Oh, povertù malin, questa qui me l'aspettava proprio te, me l'aspettava te.